Sembra così. Certo, oggi carissimo compare, lei vede una combassa che non se la dimentica, panzina cacamba. Ci manca picca, ma non sa scorda più. Oh, ci manca picca. Sì, ci picca, ci manca. Senti, oggi ci faccio vedere una bella sorpresa. Ultima novità di Parigi e di London. Sì, ma mi faccio sapere uguale. No, e che fa? Di che si tratta? Una cosa che faccio solo io, non è che deve fare il curioso. Ah, no? Poi lei quando se ne aduna mi dice, bravo ma compare, che sape fare queste cose sbrennete. Come dici voi? Sì, avanti, ci sta a fare per amore. Va bene. Sì, sì. Vai. Facciamo andare a moglie, ci facesse per amore. Va bene. Santuzza, dimmi Gioia, che vuoi? Mamma ci manna si scappa. Dice che non c'era sulla Ruboni e i soldi che domandano su assai. Si sapeva, ci portavano in razio. Senti, Zivittola, ma se tua madre si è catta a scappafera, poi che cosa vuole di me? Ma che dici ossia? Chi se non so robe fera? Ah no, venga e mi spiego. In primis una scarpa fina per donna, si fa di pelle di capretto, o tutt'al più deve terreno di latte. E chissà che per te, non è deve teggio. Se deve teggio, chi stai è da mamma dove teggio, anzi da nanna dove teggio, ed è uno. Andiamo alla seconda cosa. I veri sessuali sono lisci, che parano un uggularo, un pavimento chino di uggularo. E appena che ci cammino 2 giorni, te ne esce una lingua che parano un formicolaro. Ci siamo? E siamo a 2. E queste mascaredde sono morde come una tenghia pescata di 100 anni. Pizzica, mi abbiamo in terra ossia. Quindi ci dice a tua madre che quando si che te scappa fera, poi non è che deve pretendere da un lavoro, da un lavoratore, da un professionista che ci diventano cristiane. Papà, sei specciato! Sì, Ciccino, stai venendo. Perciò ci dice a tua madre che a questa volta mi pava. La prossima volta se ne va direttamente da Masciarazzo. Che io a furia di colpiarla come a te, di mbari scappa, ci fa nascere magari la bossa. Papà, venite che vai a parlare. Sì, figlio, te. Sì. Sei vittola, pezzuta e maleducata come a tua madre. Che cecca, magari lo sale fai tempo. Papà, ci stai dicendo di venire. Che c'è, Ma Ciccino? ancora qua fuori siete, ma perché non vi abbassare? Ciccinello, ma io sogno pronto, io mi hai levato sul mandale e sono già a postissimo. Forza però. Madama, sentisse a me. A che secondo te è logico che tu pane ti rompe nei ginocchia? A che non ce n'erano cotedda? C'ero, ne non tagliamo. E se mulavano sulla anzitaglia, se mulavano! E perché che ti frega provoliglia? Mezz'ora che frega provoliglia? Non vuoi capire che ancora sei vecchia, che ti freghi? Ma figlia, chi su è No, altro? levaci mano, va! Levaci mano! Mano vedi che si vecchia, e la picciotta che non puoi far, e ti cauci come una scecca, stelle ridi che ti dà, e ti senti come una volpe, e volessi mangiare a tutti, ecco da lì è peggio mia, e me consolo che fantasia. Curtigliare cerulino, fai con tutto malandrino, medioso e velenoso, para papera con nervoso, ti la pigli con la gente, te la pigli e te parenti, forbici magari ponenti, metti scerri in quantità. Vecchia giornata, muta da stare, è un miracolo io devo fare, se fosse tesa tu come a mia, io ti mangiassi come la mia. Io mi sceglio e io tu voce, perché con te non trovo la pace, se tutta ucca non sai parlare, io signore t'accastiare. Ah, figlia, grandissima scecca! T'angagliare una volta, per sempre. Da riducere, da stare. A fare. Tagliatele che su. Ragione aveva mia madre. Maledetta quando si rinasciva. Tranne Dio. Masciaustino! 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 Prato! Oh! Come siamo combinati, Tutto a posto. Hai procurato una cornetta, un bombardino, un drummone e un tamburino. Sì, ma sono donate. Ah, doratissimi. Oh, e nunca facciamo di questa maniera.
quando entra il sindaco con tutte le invitate, facete disporre i musicanti e musica, bella a fila. Ci siamo? Voi vi mettete qua, in modo che potete tagliare sia Iggi e sia mia. Ci siamo? Oh. Magnifico. Quando io vi faccio un segnale e vi dico, professore Prazzito, pronti alla battaglia, voi ci facete segnale a Iggi e attaccamo. Divinamente. E prima inno reale. E poi marcia di Garibaldi. Perfettamente. Sì, ma prima non sarà a fare vedere nudo, i sano. Ah, certo che sanno, c'hanno i carti, i leggono. Perfetto, non sarà a fare vedere nudo perché deve essere una sorpresa generale per tutti. E voi da che faccio? Da prima li faccio mettere mucciati in fienile con tutti gli strumenti. Poi li faccio nascere, da presso, lineati, pronti per suonare. Benissimo, benissimo. Sentite, Prazzito, ma io come faccio a sapere quando siete messi a gioco belli allenati e tu sei messo a gioco? Ossia, mi dà un'altra parola d'ordine e io la grido forte. Bravo, bravo! Oh, voi sì che avete un'intelligenza. E a nunca io vi dico, professore Prazzito, il contrabbando è salvato. Ecco, Resta savuto. avanza, ora, ne vediamo dopo, va. Fatti. No, è così mi manna. E chi è che vuoi? Non mi fa vedere. Ma che ti farà vedere? Non mi fa vedere. Chi è che vuoi vedere, Prazzito? A cappella. Ma quale cappella? Il cappello ora abbiamo che fatto? Faccio vedere la cappella che ha visto tutti. Ora, No, un no, 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 momento. no. No, Prazzito. tutto questo traffico non Mi mi stai fa dicendo vedere. no perché ora abbiamo che Un fare. momento. Oh, senza stende, eh? Va bene, il lunedì è tutto eccezionale, eh? Mettiti perpendicolarmente, gioco, sì, un poco più indietro, un poco più indietro, un poco più indietro. Fermati a gioco, non che ti sduaca, fermo. Allora, potete essere l'unico e solo di poter andare da aver visto a Cappella di Masciaustino. Che cosa sbrennita! Che meraviglia che devi essere per tutti! Va bene, ora me ne posso ir, Caio Promura. Vieni qua, Salutiamo. ora. Vieni qua, vieni qua. ne- Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Fai sbrindisi. Ah, facci mia? Te. No. E di San Giorno tutto cullato. E alla salute di sua figlia e di sua moglie, no. Ma quale ma figlia ci passiamo di tua moglie non c'è bisogno, non avete bisogno, la salute. Oh, benissimo. Grazie, salutiamo, me ne vai. Vieni qua, te. Poteci lei picciriddi chi. Grazie. Te. Io canno la tua moglie. Gentilissimo. Arrivederci. Oh, mi raccomando. Salutiamo. Mi raccomando. Salutiamo, Occhio salutiamo. vivo e bacchetta pronta. Va bene, Prazzito? Ma che è che volete di mio? Ma che volete? Oh, ma lasciate bene. Voi mi dici sto Sì, ma- responsabile io! Io ora non voglio soddisfazione! Sì, ma ragionamela, ma che state dicendo? Oh, non esce niente, ah. Ma che volete? No, vai a insegnare a 5 mesi che vi cerco! Ma che mi ha da insegnare? Levateci mano! Aiuto! Ah! Sparo! Che oggi? Che fu? Che succedeu? Che Salvato contrabbando, brussuri! Sparo! che fu? Sparo! Che fu? Ma come ti spara? cosa fai tu? Ma professore, che succede? Cosa sta qua? Come si sparare? Che succede? Ah, carissimo compare, carissimo genero, non lo sapete. Mi venne a cercare il panzere a casa. Ma come? Oh, chiedo, ho toppo il riso. Ma come? Ah, la tua scaponnetto, la tua fungiglia, Ma fa o lampionaro. Ma sono un bigliavoro robere, stava fresco. Facestavo bene, ma meno male che i femmine non si dissero niente, sa nunca sapeva che accava di essere. Cosa oggi era tutto un disavanzo mossi. Accava a fare che da meschinetta, accava a fare magari che ne sceva. Stiamo a perdere. No, mi facesse un favore, se chiamare così. Ci vai io. Guarda un'ete per Florenza, tu pananna, va bene. Che io nata, giusto oggi ma portiamo. Finiste di sparare? Sa su sta Serafina? Ci ha domandato su lui all'esta. Scusasse, madama, ma che cosa consistono sta cruvecchia e sta mascattaria che ti metteste in testa?
Non cominciare a sdelliggiare, senti. Ti sto pregando che cosa consistono questa crovecchia e questa meschetteria che ti sei messa della testa. Che vuol dire che consistono? Su un cappello io velo che ci vuole. Avanzo, levate due con mascherata. O spogli tu. Che dicisti? Io ci portare onore a mia figlia e a mia Iennero. Avanzo, levate due su baulu da testa che mi sta parendo secchina, pupa da cabalandina. Tale tu, non su casimola. Olona, Oh, ma Faustino, mi sarebbe lavannaro, levate due. ti indumascio scappare un laio e il mumetto. Ma che fare a ridere, Cristiano? Levate due. No, tu solo per buttare un cappello, magari io. Ma che Tu, c'entro lei. io? Che c'entro io? Ma. Levate due. No, Ti stai dicendo levate il. laio e il mumetto. Ah, non vuoi levare? No. Non te lo vuoi levare? Non volevo. No? Io aspetta che tu levo io. Ma assassino! Piu, mi cappello! A che sto oggi? Voi, io te li giochiamo da sopra, Andato a normale. fare un piacere che non è andato a fare oggi. Meno male che ne avevamo ancora picca. Ma mi pare che io, ma perché voglio bene a Serafina, ma io sto buttare sto inverno. Ma manna a fogli 13, vi manno. Io salio che non mi dà un momento di pace, Talia. Mota stato, mota Moda, stato. non ci facciamo sentire i pettacolezzi a gente. Ma le pettegolezze carissimo genere le fa lei. Vediamo su due cose che per matrimonio lei si deve presentare con due cappelli in testa. Capare in giosco dell'acqua annevata con una canna immensa di tullo e i pennacchi, capare in cartino spennato, Ma vero. Vero, dici lo faccio di malo colore, dici. Ci ho buttato una mia figlia io. Ha ragione, ma Faustino non si usa, mamma. Tu non sei contento, facessi per l'amore mio. Si asciugasse l'occhio, dai. Io così ma non levare che mi stava tirando tutto l'occhio. Vabbè, io dico, signore, se ne raccogli che va dazza tutta andunzia. Sto mulo fauso, mulassa, per sventura mia mulassa. Lo vedi? Mi butta pure le precauzioni. Grandissima cosa fatusa, un signore ti accastiare perché i rapidi sono di caniglia e quei panna si piglia. Ma Faustino, buona ora però, eh? E sì, ci devi pagare tu. Oh. Finiamola. Io magari. Appunto giusto. Caccia Oh, il sindaco sindaco. e Oh, il sindaco. segretario. E qualche metà. Prego. Prego. Signori, buonasera a tutti. Buonasera. Venisse qua, segretario, mettesse qua questi. Signor Sindaco, Questi le mettesse- presento mio padre, il signor Agostino Miciaccio, professore. Oh, carissimo signor sindaco, la mia riconoscenza. Piacere tutto mio. Piacere. E il signor Vittorio Calamai, segretario comunale. Signor Calamaro, tanto piacere della sua riconoscenza. Mia suocera, la signora Lona. Il sindaco. Morta lieta, Tanto piacere, signore. morta lieta. E questa è mia moglie, Serafina. Tanto piacere. Il piacere è mio. Sì. Segretario Vittorio Calamai. Tanto Tutti gli altri mi pare che si conoscono. Tutte conosciute siamo, appena poco, male conosciute. Magari oggi. Vedi che ci stesono. Sì, sono un professore. Professore in pensione, sì. Sì, sono in pressione, sì. Così giovane. Sì, mi sono ritirato e che potremmo fare? Iniziato presto la sua carriera. Sì, certo, poteva avere, che saccio, 8 anni. Orbezzo. Sì, E che sì. cazzo te ne occupava se lì? Insegnava lingue. Ah, sì, insegnavo lingue, nasi, musse, barbarozza, ricchi, che non capitava. Vive o morte? E che vive, morto e convalescente, ma se le stagioni. Ma no, lei insegnava lingue vive, tedesco, Ah, sì, inglese. vive, vivissime, tegresto, inglese, danimarchese, sveziese, greco. Va bene, signor Calamai. Cominciamo signor. perché il sindaco è pronto. Sì. Segretario è lì. Signori, attenti. Ma come vi siete disposti? Scusate signor sindaco, ma qua il signor Calamaro non sta attento, che in questa maniera stiamo parendo a scuola. Avanti gli sposi, disponetevi meglio. Ma non che si avanti spiegasse gli meglio. sposi. Dunque, articolo 130. Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligazione reciproca della coabitazione,
della fedeltà e dell'assistenza. Sulle braccia non me le citava la marito, vedi? Ho fatto manco sapere manco leggere. Maledetto di quando sperimentano davvero. Articolo 131. Il marito è a capo della famiglia. La moglie segue la condizione civile di lui. Ce ve lo sente come a me. Ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque gli crede opportuno di fissare la sua residenza. Ubriacato si sente. Sì, ma io te spento. Che fu, signor? No, è emozionata. Signori, per favore. Sì. Articolo 132. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione alle sue sostanze. Sostanzo sente, non fa solo mattina, mangione e sera. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, anche se questo non ha i mezzi sufficienti. Vedi, per giusta legge ma mantenere tu a me, non avevi da mandare a te. A mattina me l'ha creanzato, la meritasse una risposta, è che sogno femmina onesta. Che fu? Male, che fu? È sempre più emozionata. Per favore, signori. Dunque, voi, Francesco Maria Santospaco, siete contento di prendere per legittima sposa Serafina Eugenia Miciaccio? Sì. E voi, Serafina Eugenia Miciaccio, siete contenta di prendere per legittimo sposo Francesco Maria Santospaco? Signor Sindaco, io è contentissima, perché sapete, l'anno scorso se ne fu ieri, carosi, perciò altro che contenta. Risponda alla sposa, per favore. Sì, dillo più forte. Signor Sindaco, la deve scusare, sai, è la sua prima volta, i cose giuste. Dillo più forte. Sì. Oh, finalmente vi dichiaro marito e moglie. Siete arrestati. Signori, prima gli sposi, poi i testimoni, abbiano la bontà di mettere una firma qui. Prego, i testimoni. Santo ricchi e chi ne santo. Ciccinetto. Per favore. Gli metto una firma qui. Signor Maccia. Gli metto una firma qui. Ma qua. E ci mettesse una croce. Ah, mettesse sopra lo tavolo. Santi, ricchi e chi ne deve tu, nipote miei. E quanto prima, va. C'è da regalare un cacanito a sto bicchieretto dei vostri nanni, così diventano nannavi. Va bene, mi raccomando, mi raccomando. Avanti. Figlio Ciccinetto! Grazie per l'automato, figlio! Ma perché c'è un sito, nanno? Cacciaggio! Pensando a Preio che avessero avuto a buona muzzata da pace e a santa muzzata da pace se avessero stato presenti. Figlia Serafina Menecca, a così, sempre unite, per 900 anni, 2 anime in un corpo, Che come fortuna. sono stato io, con vostro anno, Figli! 48 anni che siamo insieme. Figli miei adorati. Santi ricchi e chi ne saluti, e non vi raccomando altro, non vi sciariate mai. Già, come a mio marito che è in napa di miele ammazzato. Grazie, vieni e mi venne a rompere un filo. E allenatevi, manco. Auguri. Buona, ringraziate la Vergine Maria, che Inna mi ha guardato e protetto sempre, come ha guardato e protetto a noi per tanti anni. Con Maria è noto. Ora questi giovani devono fare un altro ringraziamento. Poi quando restiamo solo di qui. Che vuole fare, Venite professore? qua, inginocchiatevi. Che vuole fare? Ora lo vedi che adesso mi compare, sembra curioso. vabbè. Mettetevi qua. Ma che qua. schifo. Tu qua e tu qua. Ciccinetto, fai che tu che ti dici tu, pace. Inginocchiatevi. Fai. Sì. Così. Qua, giratevi un poco così, un poco di qua. No, così, così. Perfetto, vediamo. Perfetto. Oh. E allora, tu cara figlia, a chi ti sei rivolgiuta nel momento in cui volevi prendere la fuga con il qui presente Ciccino Santospaco, oggi mio genero?
a San Giovanni Decollato. E tu, caro Ciccino Santo Spago, a cui presente mio genero maritato con mia figlia Sarafina, a chi ce l'hai giurato che te la sposavi in tematica? A San Giovanni Decollato. Ebbene sì, San Giovanni Decollato vi ha fatto il miracolo di questa nuova santificazione di famiglia e ora lo dovete ringraziare. Professore Prazzito! Comanna? Pronti alla battaglia! Damoci Carusi! 1, 2, 3! E ora, viva San Giovanni! Aiuto! Sparo! Fatelo arrestare, delinquente! Ma che fu? Sparo! Un nego sparo! Ah, carissimo Calamaro, lei non lo sa chi è quello, è quel disgraziato di Orazio Scavunnetto, inteso fuggito dell'ambionario, che mi perseguita per tutta la vita. Lasciamo perdere. Piuttosto, aiutiamo a Severi che Cristiana si è scandato tutta parte. E io ci aiuterò a Severi. Mangiamene tu confetti, ma prima facciamo un brindisi alla salute dei sposini, Facciamo un brindisi. Caca, com'è? Sì, comadetta, mi dà a me il primo bicchiere, che ci faccio io sbrindisi. Compari, visto? Lo buttiamo dalla campagna. Sì. E va bene. A te e poi te lo dico io. Questo vino è bianco e fino, ci faccio sbrindisi a Don Ciccino. Bravo, e prossiti. Bravo. E più ne vivo, e più mi sento tenero per fare ce sbrindisi a Maiennero. Bravo. E mi sa per trovare tutto pare così a compare, eh? Ah, perché Ma è un buietto, beviamo. Mi. E 2 ore, a domani mattina, a salute di Serafina. E mi chiamo Sculicenzia, a salute di Massara Provvidenza. E prossiti. Faustino. E chi si festa? E non è martorio, a salute di Massaro Calorio. E prossiti. Bravo, bello vino, bello più da Bello. cose giuste, bello. Compare, uomo, compare niente. No, è che c'è moglie e marito non si usa. Si usa, come non si usa? Si usa. Si usa. Papà, ma che era E va bene! Va bene. Si usa, comare, l'inghiamo. Sì, compare. Beviamo, perché so che non ho carattere buono. Ma che sto non c'è linghi però. Prega parri. E finiamo con Donnalona. Che ora si mangia e si beve sta cona. Ah, faccio to, boia. Io come ti aspetto di cose dolci. Sì, meglio. Vieni, Aida. Facciamo cose dolci. Sbattiamo. Dai. Ecco, mangiamo. Ma già chi stai pensando? Avete una bigna? Prima sposto. Dai. Comare Violante, facci tu giro. Passate, o sindaco, prima o sindaco. Andiamo avanti. No, ora io c'ho. La convetta per l'augurio dei sposi. Grazie. Vai, ci sono faciti. A posto. No, a noio, comare Violante, a noio. Va bene. A proposito, compare, ma belle miracole fa il vostro San Giovanni, Scunetta. Ci possiamo stare speranza. Bello per davvero, Sì. Lei non può sapere come sogno mortificato, proprio mortificato. Io lo sapete che faccio? Per darci la punizione che si merita lo punisco. Dopo noi. Sì, lo punisco, sì, lo punisco. Perché non c'è
perdiamo in famiglia. Ma che fa? Non può parlare più. Non può parlare più. Saggiate, cosa giovate! E io cazzo volevo fare andare!